Quarta corsa, una prova per 5 e 6 anni, non vincitori di 25.000 euro nella carriera. Sono in 8 al via dopo il forfait di Aaron dei Fagioli di Zeltvega S. 1 Zito Mou, 3 Vasterbo Sky High, 4 Alexander Mark, 5 America di Risaia, 6 Anguria Jet, in seconda fila 7 Zitruna, sotto Aretha Francis, 9 Aragon Null. Prova per 5-6 anni, non vincitori di 25.000 euro in carriera. Favori per Anguria Jet, preferita a Vasterbo Sky High di molto poco, quota però in discesa per l'allieva di Max Castaldo e Alessandro Raspante. Autostart che entra in addirittura e si va per partire. È proprio Anguria Jet che cerca di scavalcarli tutti, ma è veloce Alexander Mark lungo la corda. Alexander che prova a difendere la posizione da Anguria, che scende all'imbocco della prima curva in vantaggio nei confronti di Alexander Mark. In terza posizione è America di Risaia, avanti a Zito Mou. In quinta posizione Vasterbo Sky High, 13,9. I primi 200 metri da parte della leader Anguria Jet, che ha dovuto spendere per passare su Alexander Mark, aprire a tutta allo stacco della macchina. Ne vengono fuori così 400 metri in 29,4. C'è già però il rallentamento e allora si muove al largo Vasterbo Sky High. Anguria Jet in vantaggio nei confronti di Alexander Mark. America di Risaia, Vasterbo Sky High che risale stampando la corda Zito Mou. La seconda pariglia la fa Aragon Null, precedendo Zitrunas. Alla retroguardia Aretha Francis. Arriva Vasterbo Sky High ai lati di Anguria Jet, mezzo miglio in 1 minuto spaccato per la battistrada, che continua a cadenzare buon ritmo. Vasterbo Sky High stappato al largo lungo la corda Alexander Mark. America di Risaia alla corda con a lato Aragon Null, il chilometro in 1:14,4. Ha sparato forte sulla curva Anguria Jet per mettere in difficoltà Vasterbo Sky High e sembra esserci riuscita. Alexander Mark è sempre lì in agguato lungo la corda, prova a venire via dalle retrovie Zitrunas, che ha trovato ritmo sollecito. 28,6 questi 400 metri con un 14,2 sparato di là. Galoppa Alexander Mark, che allora lascia isolata in avanti Anguria Jet, che ha messo il rapporto lungo. La volata è partita tempo fa, ma ormai è isolata in avanti Anguria Jet. 14,4 ancora l'ultima curva, e nonostante la solita flessione finale negli ultimi 100 metri ancora margine incolmabile. Anguria Jet che viene a vincere netta nei confronti di America di Risaia. Per il terzo è Zitrunas. 29,1 la chiusa dopo un 28,6, fa 1,13,2. Ragguaglio cronometrico shock per Anguria Jet. Max Castaldo per il quick double di Alessandro Raspante da Training. I colori del signor Roberto Rubes, il successo della figlia di Maraja e Self Admirer, che si esibisce in un percorso di testa ad alte velocità e si rende intangibile per tutti, in particolare per Vasterbo Sky High, che ha provato ad andare di fuori, ma a questi ritmi è impossibile girare al largo, e allora vince bene nei confronti di America di Risaia e di Zitrunas, che fa il terzo. 6,57 l'ordine arrivo molto probabile della quarta.